Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, ai telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo, che vi parla questa mattina da Radio Conegliano, Veneto Globe. Oggi tratterò un argomento importante, simpatico, particolare. Si tratta del ritmo individuale. Il ritmo è un elemento assolutamente personale, individuale, che caratterizza la persona più di qualsiasi altro elemento. È un po' lo scheletro che tiene in piedi la personalità, l'individuo. L'individuo infatti si muove nello spazio, si muove anche nella ricerca interiore della sua parte psicologica, in un certo modo, in un modo quindi tutto singolare, particolare, che differenzia appunto una persona da un'altra, ed è appunto il ritmo. Prima di passare alla scrittura e di vederne i segni che definiscono questo ritmo, proviamo un po' a immaginare una persona come si muove nell'ambiente. È lenta, pacata, calma, oppure è molto esagitata, agitata, prende una cosa, poi ne prende un'altra, poi si muove. Immaginiamo appunto di vedere questa persona in un ambiente e diamo a questa persona un certo incarico, che può essere un incarico nell'affrontare un proprio problema, un proprio lavoro, oppure di relazionarsi con gli altri, oppure di occupare uno spazio. Sei in prima fila, sei alla fine, sei intraprendente, ti muovi, alzi la mano, interroghi nel caso ci sia una lezione qualsiasi. Ecco che quindi ognuno di noi ha una propria espressione, che è proprio dovuta a un ritmo, e questo è del tutto soggettivo. Dipende sicuramente dalla struttura temperamentale. E qui facciamo una prima riflessione. Se abbiamo un temperamento linfatico, quindi lento, calmo, la figura è piuttosto rilassata, una struttura piuttosto allargata, se vogliamo, noi troveremo in questa persona una scrittura tendenzialmente leggibile. Ci impiegherà molto nello scrivere. Al contrario, se abbiamo una persona frenetica nel biotipo nervoso, ecco che quindi sarà agitato, sarà soggetto alla propria impulsività, alla propria emotività, perché è proprio l'emotività che definisce il ritmo. La persona più emotiva si fa condizionare da tutti questi elementi esterni, ma non solo esterni, anche dalla propria mente, che alle volte ha dei concetti che si sovrappongono, oppure c'è una curiosità infinita di andare a cercare certi particolari, non è mai soddisfatta. Ecco che qui abbiamo un movimento molto esagitato e la scrittura lo farà appunto capire. Troviamo poi invece la persona sicura di sé, con un ritmo pacato, controllato, ma cosciente della propria energia. Ecco che quindi abbiamo il tipo sanguigno, battagliero, la mascella ampia, una struttura muscolare importante, sarà un abile politico, sarà un leader poi nell'ambiente, nel team di lavoro. È cosciente della propria forza, della propria energia ed è una figura determinata. Immaginiamo poi il personaggio creativo, un po' artistoide. Questo sarà sollecitato sicuramente da ciò che è esterno. La sua emotività farà cogliere certi aspetti esteriori, ma ha la capacità di elaborarli, di portarli all'interno, nella sua psiche. E questa è la molla per poi poter creare qualcosa di proprio, che lo caratterizza. Ecco che quindi il movimento sarà un movimento più armonioso, il movimento del creativo, dell'artistoide. Ecco, detto questo come premessa, credo che
posso ora entrare nello specifico dei segni che caratterizzano il ritmo. Allora, un primo segno importante lo troviamo con il segno fluida. Il segno fluida caratterizza una scrittura armoniosa, una scrittura che si muove in un modo non monotono, non costante, però armonioso. Questa è la scrittura appunto del creativo. Il creativo sente, avverte, gli è congeniale mettere insieme queste parole, queste frasi in un modo armonico. E per armonico noi non dobbiamo assolutamente pensare a ciò che è sempre uguale, costante. Questo porterebbe il segno uguale, e il segno uguale, come voi sapete, è un segno della monotonia, della staticità, ma il creativo è soggetto a impulsi esterni e quindi sicuramente non possiamo pensare che sia una persona monotona, statica, ma sarà particolarmente impressionabile e quindi catturerà e trasformerà questa pulsione appunto in creatività. La scrittura si muove in un modo sciolto, disinvolto. Ecco, è proprio la disinvoltura che caratterizza il personaggio, cioè sapere improvvisare con una certa velocità e grande facilità un qualcosa. Quindi questo vale ovviamente nel gruppo di lavoro, nel team di lavoro, ma non è così estremamente socievole, se vogliamo, questo. È un qualcosa che nasce all'interno, che lui elabora e che potrebbe concretizzare appunto con l'opera. Al contrario di questo segno, noi troviamo la stentatezza. E la stentatezza, che nella grafologia viene evidenziata con interruzioni, inceppamenti, ingrossamenti della pressione, improvvisi sbalzi, anche qui c'è una forte emotività. Però non è un'emotività che porta alla creatività, alla disinvoltura, ma porta a implodere dentro se stessi. Ecco che quindi nasce questa insicurezza. E Moretti definisce questo segno come un segno negativo, perché lo scrivente va a ruminare, non si accontenta, va a rivedere determinate cose, si inceppa, trattiene la rabbia. Quindi poi potrebbe esplodere in atteggiamenti aggressivi, che sicuramente non porterebbero vantaggio dello scrivente. La scrittura quindi qui si presenta irregolare, ma a differenza della precedente è brutta a vedersi. E una delle prime cose che noi facciamo quando guardiamo la scrittura è appunto capire se ci piace, se è una scrittura chiara, limpida. Questo ci dà un'indicazione di una persona equilibrata, ma tenete conto che se c'è creatività non c'è questa staticità, c'è armonia dentro la scrittura. Passiamo poi a vedere il segno veloce. La parola stessa vi fa capire che lo scrivente vuole concretizzare qualsiasi cosa in tempi piuttosto ristretti. Ecco che la scrittura diventa più omogenea rispetto alla precedente. Molto spesso è pendente, cioè si piega verso destra, è come una persona quando corre non è tutta dritta, impettita, ha il busto in avanti rispetto alle gambe. Ecco che quindi questa scrittura definisce appunto la velocità, la voglia di concludere entro breve tempo. Non c'è però l'armonia del segno fluida, quindi non c'è creatività. Qui c'è una eguaglianza, la troveremo eguaglianza nelle altezze, nelle larghezze tra una lettera e l'altra. Ecco, questo immaginate una persona quando va a fare jogging che ha sempre un andamento costante
e lo porta avanti nel tempo per tutta la corsa. Saltella, continua, ecco così è anche la scrittura e il segno veloce. Al contrario, troviamo una scrittura in genere ben impostata, leggibile, tutte le lettere sono chiare, c'è un buon distacco tra una parola e l'altra, abbiamo il segno calma. La persona è tranquilla, sicura di sé, non vuol prevaricare, scrive in un modo rallentato, ragiona in un modo rallentato, ma positivo, è cosciente delle sue potenzialità, si esprime in termini molto chiari, non prevarica certamente, si accontenta in qualche modo, va bene così. Dopo il calma possiamo avere la scrittura lenta. Ecco che quindi il segno lento definisce una scrittura, già la stessa parola lo dice, una scrittura molto elementare, sicuramente non personalizzata. È una scrittura che ricorda un po' quella scrittura che facevamo alle elementari e definisce appunto la persona che non si è evoluta. Importante infatti è capire, quando noi abbiamo davanti una scrittura, è capire, o meglio conoscere, prima di esaminare la scrittura, l'età dello scrivente e la scolarità. Se la scolarità è bassa, è probabile che la scrittura sia una scrittura elementare e molto spesso a questa scrittura elementare corrisponde anche un proprio modo di vedere, semplice, di cose essenziali. Non c'è stravaganza, non c'è una personalità molto forte. Questa persona è stabile, anche questa in gran parte farà parte del biotipo linfatico, e come stabile avrà delle mansioni rutinarie, di lavori magari piuttosto monotoni, che il biotipo nervoso sicuramente non accetterebbe. È un po' un ingenuo. Ed è per questo che è importante che noi sappiamo l'età anagrafica, perché se questa scrittura è di un ragazzo giovane è comprensibile, ma se questa è una scrittura di una persona che magari ha un'alta scolarità e ha un'età che non è più dell'adolescente, allora dobbiamo pensare che è rimasto un animo candido, che vede le cose semplicemente, lavora sul piano sensoriale. Stiamo quindi parlando della scrittura lenta. La personalità poi, quando si evolve, ecco che fa dei segni particolari, che in grafologia noi diciamo appunto dinamica. Che cosa vuol dire dinamica? Immaginate già la parola, la persona veloce che ha una personalità particolare e trova delle soluzioni molto personali, è una persona originale e anche la sua scrittura quindi farà delle spirali, dei collegamenti tra una lettera e l'altra molto singolari, molto particolari, alle volte quasi illeggibile. Però teniamo in considerazione che il ritmo, quando c'è vivacità, porta quasi all'illeggibilità della parola, quindi noi non dobbiamo condannare lo scrivente quando il suo scritto non è leggibile, dobbiamo capirne appunto questa personalità che si è evoluta. Abbiamo così visto quanto sia importante il ritmo nell'individuo, cosa che balza subito agli occhi quando noi vediamo una scrittura. Quando di una scrittura diciamo ha più forma, quindi è più lenta, più formale, o ha più movimento. Ecco, se ha più movimento siamo davanti all'originalità, a una personalità più evoluta. Ecco, con questo io vi lascio, vi auguro una buona giornata, ritornerò la prossima settimana a trattare un altro argomento importante, significativo.
Renato Pasqualotti vi saluta anche oggi da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.